a tanto, ma gli uomini sono avvisati. A San Biagio di Callalta le donne si difendono da sole. E se gli uomini scenderanno per strada di notte a far la ronda contro la criminalità, le donne lasciate a casa da sole potrebbero così diventare preda facile di malintenzionati. E allora, per evitare rischi, tutte a scuola di difesa personale, dai 18 ai 65 anni. I recenti fatti di cronaca e comunque un clima, diciamo, di insicurezza ci porta a credere che si possa investire su questi corsi, che naturalmente sono comunque corsi di prima difesa. Il corso non è obbligatorio ma gratuito, non ci sarà l'agente del Mossad ad insegnare mosse da killer, ma qualche movimento base per sapersi difendere in caso di scippo o tentativo di aggressione, quello sì. Uno strumento in più che San Biagio di Callalta offre alle proprie concittadine, e tante donne si rivolgono ad un sindaco donna per raccontare problemi delicati, anche di molestie. Per ora per fortuna solo molestie telefoniche, però è anche vero che girando sul territorio, anche nei comuni limitrofi, comunque il clima è particolare. E le donne come accolgono questa iniziativa rivolta a loro e alla loro tutela personale? Senz'altro non sarebbe utile con i tempi che corrono. Secondo me purtroppo bisogna evitare le situazioni. Ti devi preparare mentalmente a quello che ti può succedere. Li ritiene utili? Utilissimi. Ha mai avuto problemi? Adesso con l'età che ho meno. Per il passato mi è successo, sì. Avevo bisogno di un taxi. Mi hanno detto vai a casa del signore che fa servizio tassista in nero. E questo mi ha chiusa in casa. Io meno male che ho detto mi metto a urlare, c'era un laboratorio di bandieria vicino con le macchine gring grong. Insomma fuori e dai mi sono liberata, ma... Sì. Almeno una persona più sicura. No. Le è mai successo qualcosa? Nell'ambito familiare. Come avete reagito? Scappando.